Un malore è stato fatale per un 57enne membro dell'equipaggio di un peschereccio al largo di Caorle. La segnalazione è giunta alla sala operativa della Guardia Costiera di Venezia ed è scattato l'allarme, mentre un altro membro dell'equipaggio prestava i primi soccorsi seguendo anche le indicazioni fornite tramite telefono dai sanitari del SUEM 118. Il personale del centro di soccorso marittimo del Veneto ha inviato la motovedetta di soccorso del comando Guardia Costiera e il battello pneumatico di soccorso dell'ufficio circondariale marittimo di Caorle, entrambi con a bordo personale sanitario del 118 appositamente imbarcato per interventi di emergenza medica. Nel frattempo veniva anche dirottato sul punto in cui si trovava il peschereccio a circa 3 miglia dalla costa un'altra unità da pesca che navigava nelle vicinanze. I sanitari giunti sul posto dopo vari tentativi di rianimazione cardiopolmonare hanno però dovuto constatare il decesso del 57enne comandante del motopesca Eleonora.